Oh yeah, always serious. Uh-oh, you're getting nervous, Oscar? Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Yes baby, bentornati. E sì, siamo qui che tra l'altro oggi c'è più luce del solito perché non avevo voglia di chiudere il balcone. Ma al di là di questo, ritorniamo a noi. Se vi siete persi il vecchio video, questo è il continuo. E sì, stavamo andando a fare un giro con Eliano. Oh, ma c'è qua Alex? Oh? Oh Sandro, porta giù. Quindi me un milione per una villetta con Ian o il mega attico in centro a Jesolo? Beh, prendiamo l'attico a Jesolo. Va lei è il businessman che vuole comprare le casette. Punti da prima. Se non si faccia qua, un night. Te fa bene. Businessman. Sì, ma non sei. Ah, tu hai visto il simbolo del BMW? Ah sì. Guarda, quella solo sembra uguale, guarda. Dio, guarda. Ah, tu hai visto? Quindi, ma quindi questo è il famoso centro conegliano? Poi è giratino, quindi non parliamo. Oh, dove c'è il GT? Oh, c'è l'Audi, c'è l'Audi! Audi bianca. Scusa, me la roba. Oh, fai una domanda, oh, dove vuoi che ti accata il GT? Tu ti vai a parlare Alex, di noi altri non sono uomini di città, di. Esatto. Noi siamo uomini di pianura. No, Cultura. Oh, di collina. Guarda che bello che sono Con la luce del sole. la luce del sole. Oh, guarda che bello, guarda che bello. Ti darei un posetto, guarda quanto che ti si bello. Che quello che fa? Sì, aspetta, rifallo che ti si vede bene adesso. No, però mi ricordo. Rifallo. Non so come faccio. No, boh, mi dà vibes di prima guerra mondiale sta zona qua. Ah, ciao, quindi balzo pure qua. Ecco perché tu devi venire a parte qua. Guarda figli. Addio, ma no. Io può vedere di allora, Ah, ma che ne veramente tu detto se non te era di scherzare. Sì, ma che bei palazzi però. Ti sei abituato? beh sì. No, Sono dai. abituato a fare questi movimenti con le dita. Motivazione? Perché sono rizzo di castello. Ieri non abbiamo neanche fatto il pesce d'aprile ad Alex. Ma come no? È perché la bomba messa dentro sul BMW ci vuole 24 ore perché esplode. Oh, è stato bello vedere il BMW. Non sai vedere come sono venuti. No, ma non ti ha capito Fabio, le scappa via col tuo BMW perché c'è a casa. Perché ha parcheggiato da Mina. Oh, ma guardati che gente che ti catta in giro. Ciao. Sì. Ti va a bussare alla gente? Neanche a uomo suonare un campanello. Esatto. Salve signora, sono Alex. Neanche a uomo suonare un campanello. Come si chiameria? Ah, guarda l'Ipsia. Ma guarda che bell'Ipsia. Come si chiameria il film su Alex De Lucchi? La storia dei castei. Ris, Pittamarro, aperto lo scritto. Ma qui Ghenetose è all'Ipsia? Ghenetose è all'Ipsia? Qui io sono mai stato. Che bravo tesoro. Buono gente. E t'ho da dire. Ma sei tu uomo da suonare un campanello? Qui si gira attento. Oh, Alex, t'ho da dire che salve signora, sono Guarda il BMW. Sì, ma no da Cosa? Sì, ma no dove non che nessuno ma li abbandona. Neanche a uomo suonare un campanello di una casa non lasciata d'occhio. No, devi stare un campanello di dire. No. Ciao Alex. Sì, dai, è scritto giudice. No. Dai, ma ti immagini? E ti fa Alex chi? L'idraulico. Fa bente verde. Vieni sopra che Per piacere, ti offre la fallo. cena, dai. Ti offre il giratin. Dai, per piacere fallo Alex. Qua, su questa qua. No, sta qua è già sua, l'ho già comprata prima sta qua. Dai, suona il campanello. Allora, Un caffè corretto. Ma guardati. Grazie. Mercedes. Museo. Oh, c'è l'Audi che ti mette sotto.
Ecco, qui si è stoppata la registrazione. Se non avete ben capito perché stavo morendo dal ridere, tanto da farmi stoppare la registrazione, non so se avete notato, ma il tipo doveva entrare nel parcheggio, si è fermato per lasciarci passare e Alex si è avvicinato a quel palo in quel modo. Sì, aveva fatto ridere, tornate indietro per rivederlo se non avete ben capito. Dopodiché siamo andati a mangiare. Non stava a piangere. Crispy McBacon o Monta solo in una... Motivo perché? È una scelta un po' difficoltosa. Cosa, il panino del Mac? Oh, ma sito una volta al Mac. Comunque sì, dopo aver mangiato tutti insieme, la sera Alex aveva un appuntamento con una ragazza che non conoscevamo. E cosa volete che facevamo noi da bravi amici come siamo? Voleva andargli in manforte. Maestro, racconta cosa sta succedendo. Maestro, racconta cosa... Andare a caccia di Alex. Perché? Perché lei con una tosa che non avevo mai visto. E allora devo vedere chi lei. Esatto, perché siamo dei bravi amici, o no? Noi altri da amici sono i mani allo doccia. Ah, non è mai... Allora intanto avevo cattato la macchina, adesso devo cattare. Avevo incattato la macchina e adesso avevo incattato il volpe. Oh, ma quanto siamo dei bravi amici. Minchia. Noi ci fidiamo di lui. Matteo, quanto siamo dei bravi amici. Vabbè, spiega bene la tecnica, spiega bene la tecnica. Ora Lele ha la felpa gialla e io ho la felpa blu. E Alex ha visto che noi abbiamo la felpa gialla e blu. Però cosa abbiamo pensato di fare? Che io le ho dato il mio giubbotto a Lele e Lele mi ha dato il suo. Che così in non vi modo da riconosce. sembrare di essere altre persone. Altre persone. Perché singui insieme col cappuccio che va in giro. Chi ha avuto che sia? Di certo non noi. No. Girate, guarda. Avevo incattato. Le in fondo da qualche banda in mezzo al parcheggio. Qua tu cosa? Tu capisci? Avevo perso Lele. Oh, chiama Lele. Oh, avevo incattato la macchina, avevo incattato lui. Ah, le tuo parole sto qua. Oh, ma siamo troppo forti come stalker, oh, raga. Allora, Quella in piedi col berretto. E il BMW? rosso e maglietta. e il BMW avevo incattato. E il volpe avevo incattato, ma adesso avevo perso Lele. E Matteo. Ma siamo troppo forti come stalker, dovrebbero pagarci per queste robe. Ok, piccolo aggiornamento. Sta cominciando a piovere e noi abbiamo la macchina vicino alla sua. Si è stati poco furbi da quel punto di vista, forse. Ma in realtà non è neanche tanto vicina, Però, esatto, però ci riconosce tipo subito se ci vede. Meglio che corro no, perché si vede sicuro se corro. A meno che tu non vai in giù a prendere la macchina e noi ti aspettiamo qua. Piove, lo dice Blood. Anche, vabbè, ma ormai c'è le qua ormai. Dai che con lei. Oh, le devo partire. Boh, l'è andato via forse. Oh, guarda il BMW che va via. Boh. Sì, vai, in pista macchina, aspetta. In pista macchina. E adesso possono andare via tranquilli che avevano stalkerare il nostro amico. Bene, missione compiuta. E come ogni settimana, domenica vedrà partita. E il Milan, 3 barrette al Napoli. Spero che questo video dove abbiamo stalkerato Alex e abbiamo fatto un giro per Conegliano vi sia piaciuto e mi raccomando raga, lasciate like, iscrivetevi perché vedo che molti di voi non sono ancora iscritti, È una cosa importante così non vi perdete i prossimi video. Vi ringrazio ancora una volta e noi ci vediamo prossima settimana. Ciao!